nostra Costituzione, ma un sistema sanitario che oggi affronta delle sfide completamente diverse. E quindi sicuramente l'aspetto sociale e demografico che prima è stato citato oggi rappresenta le nuove sfide, i nuovi sicuramente paradigmi e le nuove situazioni che noi, che i sistemi sanitari tutti devono affrontare, quindi sicuramente quella del declino demografico e dell'invecchiamento della popolazione, perché se è vero che oggi noi abbiamo un'aspettativa di vita molto alta, legata anche grazie ai sistemi, all'alimentazione, legato sicuramente al nostro benessere, abbiamo dall'altra parte però un accompagnamento nelle fasi avanzate d'età che diventa molto forte, che diventa quindi principale e che copre, come è stato detto, la maggior parte anche delle risorse del sistema sanitario. Quindi cosa dobbiamo e su cosa siamo chiamati? Siamo chiamati sicuramente quindi a pensare alla prevenzione a 360 gradi, che quindi va dagli screening che possono essere sicuramente importanti e fondamentali, alla prevenzione primaria e secondaria, come un vero e proprio investimento. E mi sembra che il governo su questo insomma stia effettivamente cercando di lanciare un messaggio anche all'Unione Europea, come quindi prevenzione, uno dei pilastri che sia considerato un investimento in salute e un investimento anche per la popolazione. Questo io credo che sia fondamentale, oltre ad alzare la famosa percentuale che diceva il sottosegretario Gemmato. Prevenzione a 360 gradi che passa attraverso le azioni concrete che possono fare appunto i sistemi, che passa attraverso gli screening e quindi l'attenzione, le chiamate, quelle che possono essere appunto le azioni che le singole regioni mettono in pratica, passa attraverso sani e corretti stili di vita che sono stati citati, che sono sicuramente quelli della sana alimentazione, e sana alimentazione vuol dire accompagnare le varie fasi della vita, credo, nelle varie stagioni della vita alle persone. Quindi la regione Veneto, come credo tantissime altre regioni, è molto attenta sia alla donna in gravidanza, ai primi 1000 giorni di vita dei bambini, quindi nascituri, attenta alle fasi dei giovani legate a quello che può essere anche il periodo scolastico, e quindi molta attenzione legata a quanto riguarda le mense scolastiche, la ristorazione collettiva. Abbiamo inserito delle linee guida specifiche per quanto riguarda le mense scolastiche, la ristorazione collettiva, ma anche per quanto riguarda le popolazioni più anziane, l'invecchiamento della popolazione, quindi l'investimento anche in questo caso nell'invecchiamento attivo, nel far sì che le persone invecchino in salute e quindi oltre ad avere una qualità di vita migliore per loro, ma anche una situazione che aiuta il sistema sanitario e sociosanitario, perché invecchiamento in salute vuol dire star bene, vuol dire pesare meno all'interno dei sistemi sanitari e vuol dire sicuramente insomma guadagnare complessivamente come comunità. All'interno di questo molto attivi sono tutti i processi legati non solo all'attività fisica, sono state citate le palestre della salute, abbiamo chiesto insomma il tavolo di lavoro presieduto dalla dottoressa Russo appunto in capo alle regioni per quanto riguarda la prevenzione, ha chiesto l'inserimento anche nei nuovi LEA di quelle che sono appunto l'attività fisica adattata che come è stato detto in Regione Veneto oggi è già praticata, è già diffusa e si cerca appunto di mettere in campo con prescrizione da parte del medico di medicina generale. Ne abbiamo parlato molto, visto che oggi, non solo oggi, ma in queste già una giornata e mezza, tutto il tema della medicina territoriale di prossimità dei medici di famiglia, insomma, alla fine è un filo conduttore, quindi sicuramente rappresenta qualcosa su cui andare a non solo ad investire, ma anche in un'organizzazione diversa proprio rispetto alla piramide anche che noi dobbiamo affrontare. Quello che è legato all'intervento che possono fare i comuni all'interno del nostro piano di prevenzione. Prima il professor Palù ha presentato insomma Vivo Bene Veneto, che è il piano di prevenzione regionale 2020-2025, chiaramente che declina dal piano nazionale di prevenzione,
Abbiamo voluto anche cercare di comunicare con un linguaggio ben preciso, un logo ben preciso, che sia identificativo e quindi che mette in evidenza quanto la prevenzione oggi in Regione Veneto ha un luogo che deve essere identificato ovunque, dappertutto, che deve essere effettivamente sentito come patrimonio comune. Abbiamo cercato di coinvolgere i comuni attivi, che sono i comuni quindi che mettono in pratica tutta una serie di azioni e quindi aiutano l'attività fisica, gruppi cammino, quelli che possono essere altre situazioni appunto che ci permettono di andare incontro a quelle che sono le esigenze, che sono esigenze sicuramente legate al sistema sanitario, ma diventano anche esigenze di socialità e di relazione, perché se noi abbiamo, io credo oggi, da una parte un problema di obesità, soprattutto infantile, è stato detto, abbiamo a volte un problema di denutrizione, di solitudine quando pensiamo alla persona anziana sola. E quindi è chiaro che dobbiamo mettere insieme le due parti, che da una parte è l'eccesso, il cibo insomma che non è sempre un cibo insomma controllato, un cibo genuino, un cibo che vorremmo che fosse il cibo della filiera corta, il cibo delle denominazioni di origine protette, controllate e quant'altro, dall'altro la privazione. Che è legata sicuramente alla disuguaglianza, insomma a sistemi anche a volte di deprivazione e quant'altro, ma anche legati probabilmente alla solitudine, a volte a non poter avere anche quel supporto che permette anche quella che è una sana e corretta alimentazione. E io credo che noi dobbiamo sicuramente agire su questi fronti. È chiaro che i sistemi sanitari sono più forti quando hanno delle basi forti, quando si parla appunto di prevenzione. Abbiamo voluto investire molto noi negli ultimi anni, abbiamo creduto molto sull'allargamento degli screening, dei vari tipi di screening, cercare di combattere, controllare tutte quelle che sono sicuramente le malattie legate alle neoplasie, ma non solo, quelle che sono anche tutta una serie di altre situazioni, cercando di investire tutti gli attori, quindi gli attori della medicina territoriale, gli attori legati alle farmacie, quindi alle farmacie dei servizi, alla rete del territorio che si deve allargare sempre di più e che deve essere vicino al cittadino, deve rispondere al cittadino in quel principio di prossimità che non sempre abbiamo e non sempre sappiamo essere presente ovunque. Quindi io credo che oggi l'investimento che noi dobbiamo fare, che non è solo un investimento economico, abbiamo parlato molto di investimento economico, ma credo che sia anche un investimento culturale ed educativo. E quindi anche su questo fronte io penso ci sia molto da fare, ma soprattutto dobbiamo continuare ad investire nella promozione, investire nella comunicazione, investire nella formazione anche di tutti gli attori